L'omicidio il 2 luglio 2024. Vincenza Saracino, 50 anni, è stata uccisa barbaramente a coltellate. Il presunto assassino, Luigi Nasato, 33 anni, con la doppia cittadinanza, è scappato in Venezuela dove verrà processato. La Corte di Cassazione del paese sudamericano ha detto no alla sua estradizione in Italia. È questo l'epilogo di un iter giudiziario iniziato dopo l'identificazione dell'uomo, accusato di omicidio volontario a cui la Procura di Treviso aveva aggiunto l'aggravante dei futili motivi. La decisione di negare l'estradizione nel nostro paese, ha spiegato il procuratore della Repubblica Marco Martani, è stata comunicata alle autorità italiane soltanto in queste ore. Il diniego al trasferimento del principale sospettato è legato al suo status di cittadino venezuelano, che viene considerato prevalente rispetto al possesso del passaporto italiano. Un epilogo che è nell'ordine delle cose, ha spiegato Martani. Nell'area Schengen i problemi sono superati dal mandato di arresto europeo, ma ben pochi paesi fuori dall'Europa acconsentono all'estradizione di un proprio cittadino. Le autorità venezuelane si sono limitate a comunicarci l'intenzione di processare Nasato in Venezuela sulla scorta del fascicolo di indagine che trasmetteremo alla locale procura. Se non fosse sufficiente, siamo pronti a predisporre una rogatoria internazionale per far sentire eventuali testi ritenuti fondamentali per l'esito del provvedimento. Le ultime immagini di Vincenza la riprendono in sella alla sua bici proprio accanto al 33enne. Insieme percorrono la strada, entrano nel casolare abbandonato in via Maleviste a Canezzano, ma poi ad uscire è solo lui, perché Vincenza è a terra, uccisa con diverse coltellate. Il 33enne è scappato il giorno dopo il delitto. Prima aveva fatto tappe in Spagna, poi era volato verso il suo paese d'origine. Movente del delitto sarebbe un risentimento che provava nei confronti della vittima. Nasato è stato scoperto a circa un centinaio di chilometri dalla capitale dagli agenti dell'Interpol. Per lui è scattato l'arresto. La famiglia della vittima è ancora molto provata. Moltissimo. Credo che non abbiano superato ad oggi il trauma e forse non lo supereranno mai. Il fatto che non sia stata concessa l'estradizione era prevedibile, spiega l'avvocato Fadalti, non è stata una sorpresa. Aspetteremo l'operato della giustizia venezuelana che per l'appunto dovrebbe celebrare lì il processo. La disciplina processuale è in larga parte simile alla nostra, quella era in vigore fino al 1988, è prevista in linea astratta la costituzione di parte civile, non so quali saranno le determinazioni della famiglia.